Sai, o freddo rintallos, goppa all'occhio nero, chi stomaco no fuoco, chi stomaco una foglia, non si può dormire. Sai è scuro, la notte fa paura, un freddo infame, nero e malaffare, lo saccio cuore mio. Che mano piccerella so buono per chi ha rubato. Amore voce rosa, in capo mi fa croce. Amore sofferenza, sto figlio è penitenza. Scioscia e schioppa, o fuoco c'ha da scarfa. Sai sempre, e tutta una s'aiuta. Chi campa qua contenta è morta quando è nata. Mo sai cuore mio, che ingoppa all'astico si vede un mare. Amore voce rosa, e in capo mi fa croce. Amore sofferenza, sto figlio è penitenza. Scioscia e schioppa, o fuoco c'ha da scarfa. Amore voce rosa, e in capo mi fa croce. Amore sofferenza, sto figlio è penitenza. Scioscia e schioppa, o fuoco c'ha da scarfa. Grandissimo Raffaele. Ma questo brano che nome aveva? Non c'è ancora un nome, li sto scrivendo da poco, quindi è una battuta? No, vera. Come lo vogliamo chiamare? Vogliamo inventare un titolo di un brano? Amore e sofferenza. Guarda, a me piace molto il fatto del. Come inizi? Com'è l'incipit della canzone? L'incipit è amore a voce rosa, in capo mi fa croce. Una cosa che mi faceva mia mamma quando ero piccolo. Io userei voce rosa. Voce rosa. Notte rosa, voce rosa. Voce rosa e fanno apposta. Grazie. Detto ciò, grandissimo Raffaele Gio che sta preparando a quanto pare un album in napoletano, sì. E lo aspettiamo con ansia. Detto ciò, mi sorgeva un dubbio l'altra volta perché lessi un'intervista di tempo fa di Morgan che diceva i nuovi cantautori sono gli MC, sono le persone che fanno hip hop. Io sono un esperto di hip hop, è l'unico ramo musicale in cui mi posso definire esperto. Sì, io volevo sapere qualcosina da Poggi, cosa ne pensi tu Poggi di questa cosa? Io contrariamente a Giovanni non ne capisco nulla di hip hop. Zero. Io sono un figlio dei cantautori, ovviamente di quelli d'Annibale, vista l'età. Nel senso, però non a caso abbiamo piazzato Gio con live in questo punto della conversazione. No, allora, parlando seriamente, effettivamente. No, per mettere proprio questa chitarra classica tradizionale con voce contro il mondo dell'hip hop, quale ha più lunga durata nel percorso storico musicale secondo te? Allora, io credo che in ogni caso la melodia abbia la durata maggiore, su questo non è che invento nulla di nuovo, però pur non avendo una grande conoscenza dell'hip hop, non amando particolarmente questo genere di musica, effettivamente i nuovi poeti sono questi. Se mai capire perché ce ne sono tanti e tanto giovani che vogliono esprimersi così. Chi risponde? Risponde Poggi.
No, perché effettivamente il linguaggio è molto più importante, molto più cioè la canzone, voi me lo insegnate, ha diciamo dei parametri che devono essere diciamo inseriti in un piano musicale. Invece in questo genere, l'hip hop eccetera, c'è una maggiore libertà.